Belot. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. The bird is a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a... Ed è iniziata una nuova settimana! Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird. The bird, a winner, well, a bird, bird, bird. Lunedì 16 febbraio 2015, 16:33, Marco Pinti dietro al microfono, voi dispersi nel mondo ad ascoltarci, Giulio Carnelli in regia e... il giovanissimo, il centralinista più amato dello 0266 234 234 per la gioia dei colleghi che in questo momento sono lì a rispondere, il signor Lorenzo Astolfi. Lorenzo Astolfi, quindi già a casa si stanno innamorando di te, lo sai? Ma io non credo proprio. Io credo di sì. 16 febbraio, compleannone di Valentino Rossi. Ti piace Valentino Rossi? Chi è che non lo può amare Valentino Rossi, che è l'orgoglio nel motociclismo? È l'orgoglio che mi compie gli anni è del 1979. Un saluto anche alla Guardia di Finanza che appunto è amica di Valentino Rossi. Facebook è una certa amicizia. Giornata buona per fare scoperte inquietanti. 1923, in una tomba egizia, Howard Carter scopre il sarcofago di un faraone dimenticato. Sul sarcofago c'era scritto Tutankhamon. 1959, Fidel Castro entra a La Habana. 2005 in Italia entra in vigore il protocollo di Kyoto sulla riduzione delle polveri sottili dell'inquinamento. Te ne sei accorto, Lorenzo, da Quarto Giaro? Ma no, c'è sempre la K. C'è sempre quella bella. Meno male che c'è sempre la bella. Allora, amiconi all'ascolto, come ogni lunedì io ho preso un impegno con voi che sto rispettando come non ho mai fatto in vita mia, ed è quello di scandire con molta lentezza, molta calma, quasi zen, i numeri per intervenire in diretta. Anzi, oggi abbiamo il nostro speaker d'eccezione, Lorenzo Astolfi, che reciterà per voi i numeri per intervenire in diretta. Lì c'è il gobbo. Mi sembra anche giusto, perché a memoria ricordo sempre quello del centralino. Sarò sempre attaccata al centralino. Allora, adesso diamo tempo alle persone di prendere una penna, sì, di prendere un foglio, pulito, di stare tranquilli, pulito, sì. Di non metterlo insieme agli altri, perché dopo ci chiamano e ci dicono voglio il numero di Radio Padania. Esatto, oppure vai all'S lunga e c'è il numero di Radio Padania scritto di sbiego sulla lista della spesa. Sulla tessera dietro. Se siete in macchina, accostate una volta per sempre, lo avete fatto, perfetto. Non spegnete la radio, perché sennò non lo possiamo trasmettere telepaticamente. E per intervenire in diretta, qualora vogliate, oggi oppure tra 1000 anni, perché noi saremo in diretta fino al giorno dell'Apocalisse, il numero sarà lo 02 66 20 3529 02 66 20 35 29. Perfetto. Tranquillo. Ma metti che sono un timido. Metti che io sono un timido, non ho voglia di telefonare e sono un po' così, uno che smanetta invece con l'SMS, voglio mandare degli SMS. Come faccio? Scrivi al 346 piano. 346 trattino. No, non mettete il trattino. No, cioè non si mette il trattino, ma si pensa al trattino. Ok. 346 64 277 56. 346 64 277 56. Questi sono i nostri numeri, quelli che generalmente ripetiamo a tutte le ore, ma con questa velocità che in effetti è un po' difficile da trascrivere. 0266 20 35 29 per intervenire in diretta, che è una cosa che ormai noi diciamo di qui, ma dall'altra parte giustamente nessuno riesce a prendere note. E l'SMS 346 64 277 56. Siete su Radio Padania Libera, la radio dei lupi solitari. Allora, tu hai pensato anche alla nostra playlist. Sì, perché d'altronde tu sei giovane, ma sei un giovane anziano dentro. Io sono ormai un non più giovane, perché a 29 anni non sei più giovane, ma sono anziano già da mo'.
Sì, ma così smentisci quello che ho detto l'altra volta io. Cioè. Eh no, non smentisco, guarda, facciamo una prova velocissima. Hai Facebook? Certo. Io no. Hai Twitter? Certo. Hai WhatsApp? Certo. Vedi che tu sei comunque giovane, mentre io ormai naufrago dalle parti della quarta età, anche se ancora non... Vuol dire che stai rimescolando tutte le età, vuol dire che così non dai più una linea di vita, perché c'è gente che ha 50 anni, mio padre ha 50 anni, c'è WhatsApp. Hai visto? Perché lui è Vuol giovane. dire che tu dentro c'hai più di 92. 29. 92. Allora, Basta girare, me la cavo benissimo. Basta così. Allora il nostro giovane anziano, per svecchiare la nostra playlist, ha pensato a una serie di scelte musicali. Partiamo con la prima, io non so cosa sono, adesso sentiamo dalla sua viva playlist. Ha iniziato con questa, io non so. Partiamo con la prima delle tue scelte musicali per svecchiare il nostro repertorio. Ecco, Lorenzo, mi sembra un po' eccessivo su Radio Padania, no? Però bisogna aprire il mondo a tutti. Hai ragione, un po' mi sento già più rilassato. Senti, Piano piano, tranquilli, la mandiamo tutta? No, dai. tutta no, perché sennò O si rilassano tantissimo. cioè, diciamo che queste canzoni qua dovrebbero essere accompagnate Accompagnate, diciamo, una canzone d'accompagnamento. ed accompagnamenti in certe fasi. No, anche doppie fasi, ma non si fanno queste mentre cose. stiro, Bravo, devo rilassarmi, sono sempre nervoso, stiro, la lavatrice che non gli entra tutta la roba, metto questo e mi rilasso. Hai visto? Allora lasciamola andare 20 secondi, dai. The thing that jamming was a thing of the past. The jamming, and I hope this jam is gonna last. Così a occhio non credo che sarà però proprio la colonna sonora dei torpedoni diretti a Roma, Non credo neanch'io, a meno che non la metto io in macchina. Ah, tu vai giù in Io macchina? vado giù in macchina. Ma guarda te, allora non sei coerente, cioè sei a rispondere allo 0266 234 234, che è il numero da chiamare per capire come diamine andare a Roma il 28 di febbraio, un problema che sta angustiando una buona fetta di popolazione. Vedi che sono vecchio, dico angustiando. Lo uso anch'io. Lo usi anche tu, grande, orgoglio anziano qui a Radio Padania, e tu però vai in macchina. Sì, però io sono fedele al fatto che mi organizzo anche per gli altri in modo tale che sono tutti giù e so anche come ci si muove, a che ora partono i treni. Sei in avanscoperta, vai. Sì, bisogna essere informati su tutto. Ecco, stamattina tu sei stato al centralino. Sì. La telefonata tipo di stamattina, lo 0266 234 234, chiamate se volete sapere come diamine andare a Roma nel frattempo. La chiamata tipo l'ho fatta io alla persona. Hai chiamato tu lo 0266 No, non l'ho chiamato, ho chiamato Fai gli scherzi ai tuoi colleghi. a me stesso. A te stesso, tipo Mr. Bean che si scrive le lettere di auguri da No, solo. la cosa più... Allora, stamattina poche telefonate, io poi sono arrivato anche tardi. Però poche telefonate, ho chiesto ai miei colleghi poche telefonate, però ieri facendo il gazebo con gli amici dell'MGP sono riuscito... Dov'è che eravate? Eravamo in Piazza Portello. Zona? Vicino a Cursi, Piazzella Cursi, diciamo. Zona, diciamo, Milano bene o Milano No, malfamata? Milano medio. Dai. Milano di mezzo, sì, diciamo. su. Una ragazza la scendere in treno, non sapeva con la figlia, non sapeva come scendere, mi sono fatto lasciare il numero e l'ho richiamata oggi dopo che mi sono organizzato, dopo che mi sono informato e tutto. Purtroppo adesso va a rinuncia. Per i treni va a rinuncia. Io invito lo stesso a chiamarci per magari avere fortuna ad avere il posto in treno, qualcuno che è rinunciato, perché magari c'è tanta gente che ne ha presi 10 invece scendono in 2. Sì, certo. Però i treni sono abbastanza pieni, quelli Sì. convenzionati però, perché uno Sì, può sì, prendere benissimo il treno con il biglietto intero e per fare una manifestazione come quella di Roma è comunque una scelta, insomma, che vale la pena fare, nel senso, perché Sì. è la prima e unica manifestazione a memoria che viene organizzata contro Renzi in maniera diretta. C'è stata quella dei sindacati, ma non hanno chiesto al governo di dimettersi. I sindacati hanno fatto una loro protesta per alcune singole misure. Questa è l'unica prima manifestazione di piazza per chiedere a Renzi di andarsene a casa senza mezze misure. Sì, ma poi è anche una prova, perché con la crisi che c'è adesso è anche una prova per vedere quanta gente si è stufata, cioè, è comunque un modo per vedere se davvero tante persone ci stanno dietro, oppure
se comunque Renzi vincerà anche sul fatto che la gente non ha i soldi per scendere. A me mi hanno chiamato in tanti chiedendomi, ma non è che me lo offrite, perché io ci terrei? Io lo farei. Però, cioè, pur di non darla vinta a Renzi, io vorrei vedere la piazza che è strapiena, c'è la gente sulla gente, i bambini sulle spalle della gente, però... Doppi strati di persone con le Sì, tiga. cioè, anche gente megalomani in radio abbiamo gente che magari ha le macchine parcheggiate in fondo e sono sopra, i camper. tipo Capodanno a Scampia, per dare un'immagine. Diciamo così. Allora, il numero da chiamare è 0266234234. Alcuni di voi chiedono di parlare direttamente con Salvini quando telefonano, Sì. vero? E queste persone che noi così magari ci fanno venire un sorriso, in realtà sono preveggenti, perché in questa settimana ci sarà un momento in cui Matteo Salvini risponderà personalmente allo 0266234234, e non solo lui, ci saranno anche i candidati alla regione Liguria, ci saranno i candidati alla regione Toscana, insomma non solo i volontari come il nostro Lorenzo Astolfo dietro alla cornetta, ma anche insomma Astolfi. Astolfo però è più, Diciamo come, da più carne. come ti chiami? Lorenzo Astolfo. Bravissimo. Allora possiamo mettere la seconda canzone, esatto, che è invece dei Nickelback. Io vi dico, state pronti, perché questa qui, se state guidando vi viene da accelerare, se state dormendo vi stiamo per svegliare, insomma, Nickelback e la gioventù al potere qui a Radio Padania. Sembra musica da mettere su Radio Padania, Lorenzo. Io ho detto che voglio incominciare a svegliare la gente. Ma qui non li hai svegliati, qui li hai traumatizzati. Questa è una canzone shock per il nostro pubblico. Capita, su, almeno è una giornata diversa. E poi inizio settimana bisogna svegliarli. Sì, dici che ci voglio i Nickelback. Tu questa quando l'ascolti, che è nella tua playlist personale? Quando mi devo svegliare? Sì, la mattina. La mattina. Colazione e Nickelback? No, magari durante la colazione no, perché mi salta la tazza. Sì. Però no, mi capita magari al pomeriggio, quando sono particolarmente felice, voglio far casino in casa, questo è perfetto. Distruggi la casa al suono dei Nickelback. Beh, ognuno d'altronde passa i pomeriggi come vuole. Passiamo all'argomento di giornata. Il primo argomento di giornata, non so se hai notato che generalmente quando il segretario della Lega Matteo Salvini dice qualcosa, il giornale titola Salvini shock. Ma a me mi meraviglia anche che non la mettono con Renzi. Quando dice una cosa giusta la mette sempre a shock. Sì, però shock. invece Salvini
mi incuriosisce. Allora, partiamo da ieri. Salvini dice, riguardo alle navi che stavano arrivando in Sicilia, 12 barconi carichi di immigrati, tutti pacifici, si domanda, sono stati segnalati a sud di Lampedusa. Fosse per me, li aiuterei, li curerei, darei loro cibo e bevande, ma li terrei al largo e non li farei sbarcare. Ne abbiamo abbastanza. Siete d'accordo? Questo è il post di Salvini. Il titolo del giornale è Salvini shock, lasciamoli in mare, ne abbiamo abbastanza. Questa è la selezione che viene fatta da quello. Ma Salvini shock è un assoluto, cioè è rituale in tutti i giornali. Salvini shock su Schettino, quando aveva fatto quel post su Facebook in cui Schettino aveva detto, insomma, quel giorno sono morto anch'io, Salvini aveva scritto purtroppo no. Salvini shock. Poi viene bocciato il referendum per la riforma Fornero, Salvini shock. Consulta boccia referendum, oggi muore la democrazia, vaffanculo, shock. Poi abbiamo sulla liberazione della Greta e Vanessa, Salvini che diceva se veramente bisogna liberare 2 amiche dei siriani il governo avesse pagato un riscatto di 12 milioni sarebbe uno schifo. Come hanno titolato i giornali? Salvini shock. Bravissimo. Poi, ancora, dopo la strage di Parigi, Salvini dice l'Islam è pericoloso. Nel nome dell'Islam ci sono milioni di persone in giro per il mondo e anche sui pianerottoli di casa nostra pronti a sgozzare e uccidere. Come titola il giornale? Salvini shock. Bravissimo, bravissimo, Facessi stai andando benissimo. Facessi un'intestazione, metterei io sono scioccato, non Salvini. Sì, o sì, loro. shock. Ma loro hanno questa parola che inseriscono shock dappertutto, forse neanche sanno che cosa vuol dire. Comunque andiamo indietro. Salvini dice castrazione chimica per gli stupratori, titolo? Salvini shock. Bravissimo. E giusto per darvi un comparativo, Arisa, la cantante Arisa ha detto il mio futuro non so se continuerò con la musica, come titolo al giornale? Risa shock. Giuro, risa shock. Qualsiasi cosa è shock. E io non capisco questa categoria dello shock. E quindi io chiedo a voi ascoltatori, non è una domanda facile, perché non è una domanda facile, però se proprio dobbiamo usare il termine shock, che vuol dire condizione di grave compromissione della coscienza e di altre facoltà mentali a seguito di una stimolazione psicologica molto intensa, per essere proprio chiari, oppure stress improvviso e molto intenso, che cosa vi provoca shock veramente e in che modo andrebbe usata questa parola che viene usata per qualsiasi cosa dica Salvini e anche, a quanto pare, accomunati da uno strano destino, anche l'annuncio della cantante Arisa. Se volete abbiamo 9 minuti per parlarne, 02 66 20 35 29. A te qual è la cosa che ti fa venire, l'ultima cosa che tu hai visto e ti ha fatto venire shock? Che però sembra normale. Posso essere sincero? Certo, La tua scaletta. La mia scaletta perché Sono sotto è shock. cubista la mia scaletta, perché prendiamo una telefonata. Pronto? Sì, ciao, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Ciao Fabrizio. Ciao, buona Padania. Quello che mi sciocca, che mi procura shock, Sì. è sentire Alfano che dice sì, tra quelli che sbarcano ci potrebbero essere anche dei terroristi. Dici niente, quello è Alfano shock. Quello è shock perché tu dici sei preposto alla sicurezza del tuo paese, coglione, e poi ti accorgi che forse, ma dopo 250.000 sbarchi, forse ci sono anche degli integralisti. Va bene. Vabbè, ti basta. Ti ringrazio Fabrizio e salutiamo Alfano che sicuramente non si offenderà per l'intercalare gioioso con cui Fabrizio ha così sottolineato alcune mancanze di comunicazioni del Viminale. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, con chi parliamo? Ciao, sono Walter da Bergamo. Ciao Walter. Allora, giusto stamattina ho fatto il calcolo della mia previdenza ai fini della pensione. Sono dottore commercialista, ho 50 anni. Dopo 30 anni di contributi ho digitato l'età pensionabile e andrò in pensione a 67 anni, quindi con 47 anni di contributi mi ha preso uno shock. Walter shock, grazie mille. Grazie mille. Prendiamone un'altra. Pronto? Ciao a tutti. Ciao caro, come ti chiami? Sergio da Torino. Dovresti spegnere la radio, scusami Sergio. Sono scioccato perché ho seguito i telegiornali oggi. Sì. E i giornalisti sono scatenati col dire che con i barconi non arrivano i terroristi perché i terroristi sono quelli che sono di nazionalità francese, erano nati a Copenaghen, eccetera, eccetera. Quindi il ragionamento di questi signori, che sono estremamente furbetti, è questo. Se io sono nato a Copenaghen o a Parigi 25-30 anni fa,
posso improvvisamente sparare col Kalashnikov. Se invece ho mangiato il couscous e Corano fino a ieri mattina, il Kalashnikov non lo uso. E questo mi sciocca parecchio. È abbastanza scioccante, in effetti. Prendiamone un altro. Vedi che il termine shock può essere usato un po' meglio rispetto a quello che fa la stampa italiana, che lo riserva solo a Salvini. È proprio tu, non so se l'avevi studiata l'Iliade, che c'erano, sai, gli epiteti, Sì. tipo Achille, pie veloce. Ecco, Salvini, shock. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao, io sono Carlo da Bologna, cubano. Ciao Carlo. Ciao, per me lo scioccante è arrivare alla stazione di Milano e trovarmi una stazione che sinceramente non sapevo se ero al Pakistan o era Milano. Una città così bella come Milano sinceramente fa schifo. Ecco. Ci troviamo a Roma il 28. Ci vediamo a Roma il 28. Da dove provieni tu? Io sono cubano, io. Cubano, grande. Allora se ci sei anche tu, grande. Ci fai una... Immagina, ho uscito da Cuba combattendo il comunismo e vengo qua in Italia e mi trovo anche comunisti qua, immaginate. Ci fai Adesso un annuncio in spagnolo, in cubano, per venire a Roma, a tutta la comunità cubana che comunque ci ascolta, almeno da quando io ho la trasmissione mi ascoltano sempre. Ce lo fai? Io faccio in spagnolo. Yo quisiera que todos los compatriotas míos cubanos que estén escuchando la radio en Italia, que vayan a apoyar al italiano y que él es la misma cosa. Somos todos occidentales y el que llega a Cuba regularmente tiene que defender esta nación. Sí, siempre, la libertà, sempre. E la democrazia, grazie. E la democrazia. Grazie. E qui andiamo anche nell'international. Chissà se scrivo Radio Padania Shock, annuncio in cubano. No, dopo secondo me, dopo oggi potrebbero anche cominciare a scriverlo. Sì. Shock, cubano, esuli cubani alla manifestazione. Cubano chiama per manifestare il suo ribrezzo verso la stazione centrale. Sì, esatto, di poi Milano. c'è questa cosa della stazione centrale. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, ciao. Dunque è scioccante il fatto di avere dei figli di 37-38 anni che hanno già formato famiglia e che potrebbero essere chiamati in guerra. Questo è scioccante. In che senso? Se succede una guerra possono essere richiamati in guerra. Certo, perché qui nella puntata di oggi ne parleremo della Libia e di quello che sta succedendo non solo in Libia, quindi è scioccante il fatto che la guerra venga sempre in qualche misura ridimensionata negli annunci quando ormai è a pochissimi chilometri da noi. Grazie. Prego. Grazie. L'ultimo shock di questo nostro inizio shock, pronto? Pronto? Sì, ciao. Sì. Sono Mimmo da Genova. Ciao Mimmo. Senti, per me è scioccante che i signori miliziani dell'ISIS uccidono in strada solo perché sei occidentale o cristiano. E questa è la testimonianza del signor Boldano, dipendente di un gruppo petrolifero, residente a Tripoli, è dovuto tornare a Genova. Grazie Mimmo, grazie mille. Mi fa orrore anche che la Chiesa non dice niente. E quindi Vaticano silenzio shock, ad esempio, anche se oggi in realtà Papa Francesco I, scusate, perché è d'altronde pur sempre un governante, ha preso posizione, ha detto questi 21 cristiani copti assassinati sono stati uccisi solo perché cristiani, e questo è un orrore. Quindi finalmente una parola l'ha detta, insomma, riguardo a questo tipo di persecuzioni, di cui subito dopo la pubblicità e il giornale radio cercheremo di aprirvi un po' le nebbie che sta creando il sistema mediatico per insomma analizzare quello che davvero sta succedendo in Libia e quali sono i rischi e soprattutto quali sono le prospettive di un paese così vicino che noi qui a Radio Padania da tempo vi diciamo essere coinvolto in una grossa e caotica guerra civile. Bene, è sempre meno caotica, nel senso che ormai le posizioni in campo sono fin troppo delineate, ci sono i gruppi islamisti che si stanno rifacendo al califfato contro delle milizie in qualche modo raccogliticce filo occidentali.
e questo non può che preoccuparci, perché indovinate quale delle due parti sta vincendo? Bene, non quella che in qualche modo non ci odia. Allora, tra poco noi andremo quindi alla nostra pubblicità, andremo al nostro GR. Vuoi dire qualcosa vuoi dire qualcosa, Lorenzo, di definitivo? Vuoi dare tu l'annuncio che il regista ci ha passato? Dai, non l'hai letto? Ma come non l'hai letto? Io dico, mettiamo qui un giovane pronto che ha... Ma no. Sono già anziano, cosa devo fare? Ma dai, allora qui dai finti giovani vi diamo l'annuncio che dopo il GR, dopo la pubblicità che tutti aspettiamo con ansia, abbiamo Matteo Salvini in linea con noi, in cui ci racconterà le ultime di giornata. Specialmente oggi è andato a incontrare il benzinaio Stacchio, quello che ha ucciso un rapinatore. Non so se hai saputo la storia, una storia veramente difficile da raccontare. Oggi però con Matteo Salvini vedremo di guardarci dentro, quindi non andate via, GR, pubblicità e poi Salvini. Sabato 28 febbraio, non prenderti impegni, tutti a Roma. renziacasa.com, più saremo, prima ci liberiamo di questi incapaci, peraltro pericolosi. Come arrivarci a Roma? Pullman, treno, auto, c'è un numero di telefono a tua disposizione per darti tutte le informazioni necessarie. 02 66 234 234. Sabato 28 febbraio, ore 15, 101.000 persone incazzate in Piazza del Popolo. 02 66 234 234. X è una potenza. X è un fattore che ti rende unico. X è il segno di una scelta. X è mistero, X è trasgressione, X è sexy. X è un momento che non può aspettare. Fiat 500X è arrivata. Più grande, più potente e sempre pronta all'azione. Scopri il crossover Fiat disegnato, progettato e costruito in Italia. Vieni a provarlo anche sabato e